saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite il professor Giorgio Soardo. Il professor Soardo è docente di gastroenterologia e medicina interna all'Università di Udine. Buongiorno professore, Buongiorno grazie Isabella, per grazie per essere l'invito. qui. Oggi dobbiamo parlare dell'epatite virale, perché il 28 luglio ricorreva proprio la giornata mondiale dedicata all'epatite virale. Ecco, come mai si è pensato di organizzare una giornata a livello mondiale dedicata a questa specifica patologia? E poi effettivamente diciamo che cos'è, no, l'epatite virale. Allora, il 28 luglio del 1967 un professore americano, Baruch Blumberg, scoprì il virus dell'epatite B ed è stata una scoperta epocale, perché la scoperta del virus ha permesso subito dopo di costruire un vaccino contro il virus che ha permesso ancora oggi e che permette ancora oggi di prevenire la malattia e di salvare moltissime vite umane. Tant'è vero che poi negli anni, tra gli anni 70 abbiamo cominciato la campagna di vaccinazione in tutto il mondo, certamente i paesi industrializzati per primi, soprattutto i soggetti a rischio, pazienti e soprattutto i pazienti e i medici, operatori sanitari che sono più a rischio, ma da fine anno 80 in poi è stata vaccinata tutta la popolazione dei nati di quel periodo e questo ha permesso di prevenire la malattia e di ridurre drammaticamente la prevalenza di questa malattia. Quindi un onore mondiale per questo scienziato che ha permesso e permette di salvare ancora oggi milioni e milioni di vite umane. Le epatiti virali sono delle manifestazioni, delle infiammazioni del fegato. Noi le dividiamo in due grandi capitoli, in acute ed in croniche, però esistono anche delle forme fulminanti, molto rapide, dove il paziente può andare a morte in pochissimi giorni e che quasi la gran parte di queste epatiti hanno necessità per salvare il paziente di effettuare un trapianto d'organo in estrema urgenza. I virus dell'epatite sono molti. Noi li distinguiamo in virus semplici o epatotropi minore, come per esempio il virus della mononucleosi, del citomegalovirus, dove c'è un interessamento del fegato, ma c'è una guarigione nel 100% dei pazienti in pochissime settimane. Nei virus epatotropi li suddividiamo poi in virus che noi possiamo acquisire per via orofecale, sono due importanti, il virus dell'epatite A, che è ancora un virus molto importante, che miete ancora circa 10-12 mila persone all'anno nel mondo, quindi muoiono parecchie persone di questo virus per la forma acuta, e il virus dell'epatite E, anche questo è un virus che viene trasmesso per via orofecale, meno importante, ma diventa un virus pericoloso nelle donne in gravidanza. Qui non abbiamo grandi numeri del virus dell'epatite E perché è un virus che nasce soprattutto a livello asiatico, in India, però con la migrazione anche qui cominciamo a vedere delle forme di epatite da virus E. I virus invece più pericolosi per il nostro fegato sono rappresentati da tre virus fondamentali. Abbiamo detto il virus dell'epatite B, oggi per questo virus abbiamo il vaccino e abbiamo le terapie, ma il virus dell'epatite delta è un virus che può colpire l'organismo solo se il soggetto è portatore del virus dell'epatite B. È un virus che noi lo chiamiamo difettivo, quindi un paziente che ha già l'epatite B, magari cronica, può acquisire questo virus delta che può aggravare enormemente l'evoluzione dell'epatite B. E quindi, professor Soardo, se una persona non è vaccinata, non è stata vaccinata, quindi persone che hanno, insomma, che non sono più giovanissime, no? E persone che non fanno appunto il suo lavoro, persone che non lavorano in ambito sanitario. Ecco, queste persone cosa devono fare a questo punto? Devono vaccinarsi per essere sicure di non ritrovarsi in questa situazione?
o come devono controllarsi in sostanza? Oggi diciamo che tutte le nuove epatiti da virus B noi le vediamo nei soggetti che hanno un'età compresa tra i 38-40 anni in su, Ecco. perché non hanno, Perché non erano fanno contemplati parte, sì. nella vaccinazione alla nascita. E quindi sono soggetti che ancora oggi possono essere contagiati da questo virus, soprattutto è un virus che abbiamo detto si viene contagiati per via parenterale, quindi derivati del sangue, ma anche il virus dell'epatite V per via sessuale. E quindi oggi diciamo che in queste persone questa è una delle vie di trasmissione più importante. È chiaro che vaccinarsi significa proteggere, soprattutto se le persone hanno dei comportamenti a rischio, perché se uno viene vaccinato per il virus dell'epatite B è protetto anche per il virus dell'epatite delta. Il terzo incomodo dei virus è rappresentato dal virus dell'epatite C. Il virus dell'epatite C nel 2019 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto un documento il quale prevede con una campagna di informazione, con una campagna di terapia, con una campagna di scoperta precoce del virus, di eliminare questo virus dal globo terrestre. Chiaro cosa che prima era impensabile, perché quando si diceva epatite C non c'era nulla, no? Oggi per questo tipo di virus abbiamo soprattutto dei farmaci molto importanti che danno la possibilità a questi pazienti affetti dalla malattia cronica, poi parleremo un po' delle malattie croniche, no, di guarire nel 100% dei casi. Il problema però non è questo, il problema è quello di intercettare all'interno della popolazione le persone che sono ancora positive per questo virus e hanno una viremia e quindi hanno una malattia, ok? Che ancora oggi sembra da studi recentissimi del 2019 che in Italia ci siano ancora circa 400.000 persone affette da epatite C che potrebbero usufruire di un trattamento e di una guarigione. Ecco perché nel 2019-2020, la legge 2020, lo Stato italiano ha stanziato 31 milioni di euro per la campagna di prevenzione nel 2020 e 41 milioni di euro per la campagna di prevenzione nel 2021 proprio per cercare di intercettare il maggior numero di pazienti che sono ancora positivi e che hanno malattia da virus C che potrebbero usufruire di una terapia sicura che non ha effetti collaterali e che può guarire il 100%, quasi il 100% di questi pazienti. Chi potrebbero essere queste persone e come fare per intercettarle? Allora, le persone sicuramente sono delle persone che noi definiamo un po' a rischio. Allora, sono delle persone a rischio e quindi la campagna è stata rivolta soprattutto alle persone che sono seguiti dai SERD. I SERD seguono soprattutto la tossicodipendenza, in poche parole scambio di siringhe, dove possono avvenire il contagio di questi pazienti. I nati prima del 1989, anno in cui si è scoperto il virus e che poi successivamente queste persone sono state anche screenate, quindi i pazienti che hanno avuto delle trasfusioni di sangue in epoca pre-scoperta del virus e tutti i soggetti che facendo degli esami anche di routine di laboratorio trovano delle alterazioni degli enzimi di citonecrosi e funzione epatica. Quindi queste sono le tre categorie fondamentali che ancora oggi noi dobbiamo intercettare per cercare di curarli, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice sì curare i pazienti, ma lo scopo principale è curare anche le persone che non hanno una vera malattia, hanno il virus ma non hanno una malattia di fegato, perché quello che è molto importante è togliere nella circolazione, la circolazione proprio del virus, togliere il virus dalla circolazione umana, e questo è un obiettivo molto ambizioso, perché nel 2030
è vicinissimo, ma con un po' di impegno noi riusciremo ad arrivare molto vicini a questo obiettivo, che non sarà 100% ma sarà vicino al 90%. Perché è importante prevenire una epatite, soprattutto nella sua forma cronica? Perché sia per l'epatite da virus B, l'epatite da virus B collegata al delta e l'epatite da virus C possono evolvere nel tempo verso una forma cronica, verso la cirrosi epatica, che poi è una malattia irreversibile del fegato, e successivamente queste persone, per fortuna in minima quantità, meno dell'1-2% l'anno di chi è portatore di una cirrosi epatica da virus B o da virus C, può purtroppo sviluppare il carcinoma primitivo del fegato. Quindi la prevenzione e la vaccinazione per il B, la cura per il virus dell'epatite C diventano prioritari per prevenire delle malattie che ancora oggi sono molto importanti. Noi dobbiamo pensare che ancora oggi trapianto di fegato è soprattutto rivolto, diciamo quasi per un 50% a pazienti che sono ancora cronici o che hanno una cirrosi epatica o che hanno un tumore primitivo del fegato secondario a queste epatiti virali. Quindi il lavoro è veramente molto importante che noi epatologi facciamo quotidianamente per ottenere questa prevenzione, per portare avanti questa prevenzione, per curare i pazienti, perché se noi li curiamo prima dell'insorgenza della cirrosi epatica, allora è molto facile che noi preveniamo ancora di più il tumore primitivo del fegato, dove purtroppo in Italia muoiono migliaia e migliaia di persone ogni anno ancora per questa patologia. Professor Soardo, siamo già giunti al termine di questo appuntamento bisettimanale. Io spero di averla ancora nei nostri studi per continuare appunto questa chiacchierata informativa sia sulle epatiti che su altre problematiche sempre legate alle materie appunto che lei insegna, che ricordiamo essere gastroenterologia e medicina interna. Grazie per essere stato con noi. Grazie Isabella, a voi. Appuntamento a giovedì, sempre con Family Salute e Benessere, sempre con il professor Giorgio Soardo. Ci vediamo giovedì, arrivederci.